Bene, benvenuti alla semifinale di Riva Città dei Canestri, torneo Under 15, semifinale per il primo quarto posto. Di fronte questo pomeriggio Jadran Basket, vincitrice del girone B, contro Rotagliana Basket, arrivata seconda nel girone A. Fra 2 minuti la palla a 2. Yo, 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 40k ogni giorno frate, zaino in spalla, scarpe al nodo, Rotagliana, scritto in testa, sto sognando a palle in moto. 14 anni, zero scuse, bus delle 7, mani chiuse, quarto playmaker, apro le chiuse, vedo corridoi dove gli altri vedo mura diffuse, campo freddo, palleggio sul gelo, linee sul parquet, tipo mappa del cielo, coach che urla, usa il cervello, io rispondo con un pass, tutto il palazzetto in duello, maglia larga, cuore stretto, tabellone rotto ma mira perfetta, compagni che corrono di fretta, io rallento il tempo, tripla in testa. Playmaker in Rotagliana, ogni azione sembra un film, una trama, 40 chilometri di strada, per sentire che la vita qui si impara. Playmaker in Rotagliana, se cade la mano rialzo l'anima, elite dura ma non scappo dalla lama, fino all'ultimo possesso stessa fiamma. Quest'anno elite, altro ritmo, corpi più grossi, fischio più fitto, mani in faccia, contatto stretto, mi mandano a terra, mi rialzo zitto, tabellone dice troppi errori, io ci leggo nuovi colori, sanguino ginocchia, bruciano i polmoni, ma sento crescere muscoli e decisioni. Ultimi due, siamo sotto di 3, tutti han paura, la palla è da me, finta di penetrazione, li porto giù nel grafico, scarico nell'angolo, swish, boato magico, magari non segno io ma creo il varco, vedo linee invisibili, è come un parco dove il sogno corre forte, oltre il voto in pagella, ogni giocata è promessa, tenuta una stella. Playmaker in Rotagliana, ogni azione sembra un film, una trama, 40 chilometri di strada, per sentire che la vita qui si impara. Playmaker in Rotagliana, se cade la mano rialzo l'anima, elite dura ma non scappo dalla lama, fino all'ultimo possesso stessa fiamma. Mamma dice torna presto, io rispondo ancora un gesto, un assist, un taglio, un arresto, qui capisco chi sono davvero, non per scherzo. Quando il pullman corre al buio guardo fuori, i fari fan canestro sui rumori. Prova, prova. Siamo in diretta. Pronti? Pronti per questa prima semifinale che stabilirà chi si giocherà la finale primo o secondo posto e chi invece giocherà la finale di consolazione terzo e quarto. Tutto pronto per iniziare. In panchina per Rotagliana i due coach Magnocavallo e Andrea Davoglio che dà le ultime indicazioni a Capitan Cela. Magnocavallo schiera Dal Monego, Torrisi, Carli, Nuresi e Cela. Francesco Ferro al tavolo, lo salutiamo, sempre un piacere incontrarlo. Tutto pronto. Fra 40 minuti sapremo chi si giocherà la vittoria finale del torneo Riva Città dei Canestri. Primo possesso per Jadran Trieste che manovra, usa il suo centro che viene ben difeso da Leo Torrisi. Subito dall'altra parte Carli perde la maniglia, gliela toccano. Rimessa dal fondo per Rotagliana. Cela, scarico per Dal Monego che non riesce a trovare i 2 punti.
reimposta Jadran Trieste, Jadran Basket, che prova ad andare dentro, bella virata e si porta in vantaggio con 2 punti. Nuresi si arresta, scarica per Carli, che prova ad andare dentro, scarica per Cela, pensa un attimo al tiro da 3, va dentro, sfortunato, tira giù il rimbalzo Carli, poi si gira e deposita in fondo alla retina. 2 punti importanti per Rottagliana, che risponde così all'attacco di Jadran Basket, formazione triestina di Opicina per l'appunto. Va dentro bene, difesa un po' permissiva di Rottagliana, vediamo se riusciranno a trovare. Intanto Nuresi spara da 3, viene preso il rimbalzo da Torrisi, che poi cede a Carli, di nuovo Torrisi, fuori per Nuresi, dal Monego, prende il fondo, viene chiuso Nuresi, dal Monego, da 3, non prende il ferro, si riparte con Jadran, il numero 19, virata, prova a appoggiarla, non prende il ferro nel tabellone, finisce sul fondo. Riparte Capitancela per Nuresi, che manovra sulla 3/4, passa agevolmente la centrocampo non pressato dai ragazzi di Trieste. Torrisi dal Monego fa girare la palla Rottagliana, poi Cela prova a entrare, trova lo spazio, ne mette 2. Un buon atteggiamento quest'oggi per i ragazzi di Rottagliana, che sembrano aver iniziato la partita con un buon piglio. Entrambe le squadre sono un po' perde la maniglia, poi Leo Torrisi, Jacopo la butta via. Carli non aveva visto che il passaggio era indirizzato a lui, era girato dall'altra parte. Torrisi l'ha servito ugualmente, è nata una persa che è diventata una contropersa dall'altro lato del campo grazie all'intervento di Nuresi, che adesso porta palla, la cede a Torrisi, che voleva darla dal Monego, gli negano il passaggio, poi Cela, Nuresi, di nuovo Torrisi dalla media distanza, secondo ferro gli dice di no. 7:19 sul cronometro, manovra Jadran Basket, scusate, sbaglio il nome. Trieste è la città da dove vengono. Apertura con un missile, poi arriva sotto al numero 64 che prova a girarsi contro Carli, tira giù il rimbalzo Torrisi, buona difesa in questo caso di Rottagliana. Secondo passaggio sbagliato di Torrisi, si incazza Magnocavallo, che va a far riscaldare Ziller. Carli, Torrisi rotta, poi la perdono. Finisce con un fallo di Carli sul numero 34 che stava andando al tiro. Tanto cambio per coach Magnocavallo, che toglie Leo Torrisi. Entra Giulio Ziller. Indicazioni del coach al ragazzo di Riva del Garda. Tutto pronto per la prima serie di tiri liberi. Intanto il risultato di 6-4, 6:28 sul cronometro. Sbaglia il primo. Vediamo come si svilupperà l'azione sul secondo libero. Ben eseguito. Riparte Rottagliana con Mattiangelo Nuresi. La cede a Cela, che poi scarica fuori per Ziller. La fa girare di nuovo in punta su Nuresi, che pensa al tiro, poi arriva Cela in ritmo un po' lunga, rimbalzo del numero 25 di Jadran, che passa la metà campo, la cede al 40, al 41, dal Monego nega il passaggio ma viene a prendersela al 25, lo tiene dal Monego, Ziller lotta ma i centimetri si fanno pesanti, la scarica fuori da 3, tira giù il rimbalzo Ziller, la cede a Nuresi, riparte Rottagliana, un'altra buona difesa, 7-4 il risultato. Carli
dal Monego da 3. Non riesce a prendere il suo rimbalzo, ma Nuresi capisce tutto e va a prendersi un canestro e fallo. Mattiangelo Nuresi. È l'intensità che ci vuole per questa partita. Va in lunetta Mattia. Nuresi in lunetta, pronto per concludere il suo gioco da 3, torna a impattare a -1 Rotagliana. Fallo di Dal Monego. Un po' di confusione al tavolo che il pubblico reclama il punteggio corretto. 7-7. Battuta dell'arbitro Pedrotti. A stemperare un po' il clima questa partita comunque tesa. Riesce a prendere il rimbalzo, fa valere i centimetri, appoggia 2 punti. Dal Monego, Cela con un'acrobazia, Cela, Dal Monego, bella azione in transizione e adesso una ingenuità di Jadran Basket che appoggia fuori la rimessa dal fondo, un malinteso dei ragazzi triestini. Rimessa di Dal Monego, chiama schema Magnocavallo. Esce Nuresi da 3 in punta. Telecomandato Mattia Angelo Nuresi. Porta in vantaggio Rotagliana per la prima volta in questa partita. Buon momento dei ragazzi di Magnocavallo. Stiller tiene bene il numero 64 nonostante i centimetri e la stazza. Nuresi capisce il taglio, si inserisce col piede, butta fuori la palla, ferma l'azione triestina. Tutto pronto per la rimessa, 4,54 sul cronometro. Si portano di nuovo a -1 i ragazzi di Trieste. C'è la finta, scarica per Nuresi che ha la mano calda. Il secondo ferro gli dice di no, non riesce a tirare giù il rimbalzo Stiller. Riparte il numero 34 di Trieste, vuole puntare al ferro, Cela prova a impedirglielo, arriva fino in fondo, ma il disturbo di Cela però alla fine dopo 2 rimbalzi e 3 tiri riesce finalmente a consegnarla nelle mani di Nuresi e transazione dall'altra parte per Carli. Cela, passaggio difficile non controllato da Andrea Cela, poi dall'altra parte il numero 64 in mezzo al traffico prova a sparare, Carli taglia fuori sul 41, concretizza un canestro e fallo il numero 19 che va in lunetta con un libero. Time out intanto, 4 minuti e 04 sul cronometro. Un buon inizio di entrambe le squadre, difese non particolarmente Intanto andiamo a vedere un po' cosa è successo nella giornata di ieri,
che in mattinata pallacanestro Francesco Francia ha vinto 102-23 contro Virtus Altogarda, mentre l'Academy di Ticino ha battuto Rotagliana 85-48. Nel pomeriggio Rotagliana ha visto sfidare Virtus Altogarda battendola 103-41, mentre l'Academy di Ticino ha avuto la meglio di pallacanestro Francesco Francia di 89-31, generando una classifica con Ticino Academy 3 vittorie, Rotagliana 2 vittorie e 1 persa, pallacanestro Francesco Francia 1 vittoria e 2 sconfitte e ultima al quarto posto Virtus Altogarda con 3 sconfitte. Si riprende intanto il gioco con il tiro libero per i ragazzi di Zabran. Si scalda intanto Davide Graziola, prende il rimbalzo il numero 64 sopra la testa di Stiller, prova a ostacolarlo, lo ostacola bene Carli per Dalmonego, purtroppo viene scavalcato. Si cercava di correre il campo in velocità, esce Dalmonego, entra Davide Graziola, ma se le perse sono anche queste, vuol dire che può anche andare bene perdere una palla per un'infilata in velocità piuttosto che perderla su un passaggio piazzati. 34 cede al numero 41 che la cede dentro in post sul 64. Stiller fa la voce grossa, lo tiene. Il 19 gli viene rapinata la palla da Graziola, purtroppo l'arbitro fischia il possesso alternato che comunque resta di Rotagliana. Esce Carli, entra Leo Torrisi. Graziola, Nuresi, Graziola, passano al centrocampo, non pressa altissimo Zabran Basket. Stiller, Cela, rischio di anticipo, Cela, Nuresi, Cela, pensa al tiro da 3, Nuresi, prova ad andare dentro, si gira, vede il taglio di Andrea Cela che magna addosso, non riesce a trovare il fondo della retina, ma andrà in lunetta con 2 liberi. Rotagliana sotto di 1, 13-12, 3-14 sul cronometro, punteggio relativamente basso in questo primo quarto. Sbaglia il primo Cela. Vediamo se riuscirà a trovare il pareggio. Un po' lungo. Tira giù il rimbalzo al 64, reimposta l'azione il numero 41 di Zabran Basket che apre per il 19, purtroppo non avendo il referto non so il nome dei ragazzi di Treviso. 34 virata, prova ad andare dentro, gli mette le mani Cela con l'aiuto di Nuresi, Nuresi le aveva alte, Cela un po' meno, infatti credo che l'infrazione sia del numero 28 Andrea Cela. Sbaglia il secondo, tira giù il rimbalzo Stiller, la cede a Cela, riparte Rotagliana. Brutta persa in questo possesso. Intanto torna Dalmonego, esce Nuresi, ancora un po' dolorante al dito del piccolo infortunio della prima partita contro pallacanestro Francesco Francia. Numero 11 se la vede con Graziola, la dà dentro in post. Sul numero 34, numero di Cela che la prende al volo fuori dal campo, la butta addosso al 34, genera così la persa per Zabran Basket. Riparte Cela per Dalmonego che passa da centrocampo. Si chiude bene Zabram, non pressa alto ma si mette sulla linea di 3 punti, chiude tutti gli spazi. Intanto Cela la prova da 3, primo ferro,
rimbalzo del numero 64 che la cede al numero 5, un po' tentennante nel palleggio, poi trova il numero 41 che prova a prendere il fondo, gliela tocca Leo Torrisi, chiede anche... Torna sul parquet Jacopo Carli, esce Capitancella. Intanto rimessa per Jabran Basket, 2:16 sul cronometro, Siller. Contesa fra Siller e il centro avversario, numero 64. Lo sta contenendo, direi bene, Siller in questo momento. Viene tolto però da Magnocavallo per Pietro Civettini. Un po' di riposo per Giulio Siller. 4 falli intanto per Rotagliana. Canestro e fallo per il numero 41. Non riesce la difesa dei ragazzi di Magnocavallo. Rotagliana in bonus con 2 minuti e 10 sul cronometro. 2 liberi per il numero 41 che appoggia anche 2 punti in questa azione. Un libero, scusate, perché ha fatto anche canestro. Tira morbido, tocca tutti e due i ferri e poi viene accolto dal canestro. Riparte Leo Torrisi, consegnato per Graziola che manovra, arriva Pietro Civettini in punta, di nuovo Torrisi, perde un attimo il tempo, prova a darla dentro, oggettivamente difficile. Altri 2 punti, più 7, Jabran Basket Trieste, Jabran Basket 19-12, 1:40 sul cronometro. Carli fa tutto il giro, poi scarica per Graziola che con un bel floater trova il fondo della retina portando a meno 5 Rotagliana. 1:24 sul cronometro, possesso importante per i ragazzi di Magnocavallo, importante difendere bene su... E buona la difesa, parte bene dal Monego, servito da Torrisi, sbaglia l'appoggio, già dall'altra parte, non sbaglia Jabran Basket che porta a 21-14, poteva essere un 16-19, è 21-14. Bella imbeccata dal Monego che va a pescare sotto canestro Pietro Civettini, solo soletto, non sbaglia Pietro da sotto. 40 sul cronometro, ci vuole un'altra bella difesa per poter portare andare al vantaggio, scarica fuori sulla difesa di Carli, prova a penetrare, viene chiuso, fuori per il numero 11 che prova anche lui a penetrare. Dice fallosamente l'arbitro, un po' di eccesso di foga, lo mandano in lunetta con 2 liberi. Il numero 11 di Jadran Basket prende il ferro ed esce il primo libero. Vediamo se avrà miglior sorte col secondo tentativo. Sbaglia anche il secondo, tira giù il rimbalzo Torrisi che corre il campo, si ferma, cerca l'appoggio, Civettini prende la palla, poi la cede a... Con 3 secondi e 6 sul cronometro, ingenuità di Civettini che commette fallo sul numero 35 di Jadran Basket che potrà andare a aumentare ulteriormente il divario fra le due squadre.
Ben tirato, ma non viene accolto dal ferro, rimbalza 2 volte, poi esce. Vediamo cosa succederà sul secondo libero. A segno. 22-16, 3 secondi sul cronometro. Tempo! Tempo! Non era partito il tempo. Finisce 22-16 il primo quarto. Qualche ingenuità anche in questa partita. Tutto pronto per il secondo quarto, 22-16 il risultato del primo quarto, con Jadran 22 punti, Rotagliana Basket 16, più 6 per Trieste contro i ragazzi di Mezzolombardo. Tornano in campo Cella Nuresi, Dal Monego, Carli e Torrisi. Si scalda anche il pubblico che inizia a tifare i ragazzi di Mezzolombardo. Manovra Leo Torrisi, Dal Monego, va dentro da Carli, ben ostacolato dal numero 13. Infrazione di passi, subito una persa per Rotagliana Basket. Riparte Jadran, supera la metà campo, pressa un po' più alta Rotagliana rispetto a Jadran. L'11 trova lo scarico sul numero, chiusa bene la difesa di Rotagliana in questo caso. Vediamo, prova da 3, scheggia il ferro, ma trova sul rimbalzo, esce la palla, rimessa Rotagliana, Dal Monego già pronto per la rimessa per Nuresi, che passa la metà campo agevolmente, la cede a Cela, Dal Monego va dentro, floater sul secondo ferro, Carli ruba un rimbalzo importante in attacco per Nuresi, Cela pensa al tiro da 3, Torrisi, un'altra infrazione di passi, la seconda su 2 attacchi, non ci voleva sicuramente. Pressa Rotagliana sulla rimessa, Carli saltato, va dentro, fallo di Torrisi. Andrà in lunetta con 2 liberi il ragazzo di Trieste, il numero 34.
Purtroppo 2 perse per passi nei primi 2 attacchi di Rotagliana Basket, mentre va a tirare liberi Jadran Basket. Sbaglia il primo. Mette segno il secondo e sblocca il risultato in questo. Intanto Nuresi corre il campo, prende in velocità la difesa, ne appoggia a 2, molto reattivo in questa partita il playmaker di Magnocavallo. Carli consegnato per il numero 25, il numero 34 difeso da Dalmonego, fa valere i centimetri e appoggia 2 punti al tabellone. 25-18, 8-23, Nuresi ancora per Dalmonego, fallo su Dalmonego. Il fallo non è stato giudicato su azione di tiro, ma bensì sul palleggio, seppur l'azione era molto veloce. Arriva la palla di nuovo dal Monego che la cede dentro a Carli, che la dà dal Monego, gliela dà sui piedi però Carli sbaglia il passaggio. Non rientra la difesa di Rotagliana e scivola a -9. Cela, Nuresi, Torrisi, la prova da 3. Ci voleva un canestro di Rotagliana per ritornare un po' nel punteggio di questa sfida semifinale, primo quarto posto. Entra il numero 34, si fa strada con le buone e con le cattive. Cela. Canestro e fallo per Capitan Cela, sono le azioni che esaltano i ragazzi. Si lamenta Carli intanto con l'arbitro che per una scorrettezza a suo modo di vedere nell'azione precedente. Intanto entra Stiller, esce Carli, 23-29. Non realizza il libero Cela, esce intercetto di Nuresi, riprende la palla Stiller, la riceve a Nuresi che se la sente da 3, il ferro gliela sputa dal Monego. 6:46 sul cronometro, partita che inizia a accendersi in questi momenti, in questi attimi. Il 34 rallenta il ritmo, mette 41, prova a entrare, viene chiuso, poi trova lo scarico, pass, è sembrato, poi va dentro il numero 35, Torrisi rischia una persa che poteva essere veramente sanguinosa. Poi nella caduta del numero 35 viene ravvisata l'azione fallosa nei confronti di Leo Torrisi. Due falli a 1, partita sostanzialmente corretta, 6:15 sul cronometro. Prova ad andare dentro Nuresi, perde la maniglia ma gliela rapina dal Monego che la cede a Torrisi. Nuresi non riesce, il gioco da 3 punti, andrà in lunetta a conquistarsi 2 punti. Ha subito un colpo Nuresi, speriamo nulla di grave ovviamente.
Mette il primo. 6.04 sul cronometro, 24-29 per Jadran. Mette anche il secondo Nuresi e porta a 4 le lunghezze di differenza. Cambio per il coach di Jadran Basket. Esce il numero 25, entra il numero 11. Si riparte dal fondo, palla al numero 35 che la cede al 34. Ravvisata una infrazione da parte di Andrea Cela, che era convinto di andare a fare la rimessa, invece la rimessa sarà per Jadran Basket. Penso una piccola trattenuta nel prendere posizione, ravvisata dall'arbitro. Numero 34 palleggia, prova a impensierirlo Cela, scarica sul numero 19 che dalla mid range tira in maniera un po' corto, riparte Ziller, si ferma, ragiona, rischia il 34 il fallo. Va dentro Nuresi, decisamente ispirato in questa partita. 27-29, dal Monego torna sul numero 11. Cambio accettato da Ziller col numero 34, scarica fuori per il 19, il 35. Si gira e si rigira sul suo perno, il 19 prova a trovare uno sfogo. Buona difesa di Rotagliana, il 41 la butta per aria, ma scadono i 24, una difesa intensa di Rotagliana ha portato a far morire la palla fra le mani dei ragazzi di Jadran Basket. 5-0 sul cronometro, più 2 Jadran, palla in mano Rotagliana con Nuresi che si sente di attaccare, la cede a Torrisi che spara col mancino, il ferro dice di no, tira giù il rimbalzo Jadran Basket, imposta il numero 11 tenuto da Dalmonego che cerca la palla e viene saltato. Il 64 si gira su Cela, ne appoggia 2. Cela, siamo già dall'altra parte nell'altro pitturato. Nuresi, morbido, non riesce a portare a casa i 2 punti. Riparte il numero 41 nella metà campo avversaria, cede al 34 che prova ad andare dentro, trova il muro di Rotagliana, però riesce lo stesso ad appoggiare 2 punti. Chiama timeout Magnocavallo. C'era stato un buon momento di Rotagliana, poi un parziale dei ragazzi di Trieste che hanno portato al punteggio di 33-27 con 4 minuti e 19 da giocare per la fine di questo primo tempo. Fondamentalmente siamo tornati al meno 6 dal quale era partita la frazione di gioco. Partita corre via piacevole, un po' più intensa in questo secondo quarto, un po' a strappi, parziale contro parziale che ha riportato tutto come al minuto 10 del secondo quarto. Parla con i ragazzi coach Magnocavallo, vuole aggiustare qualcosa, giustamente sulle ultime penetrazioni hanno un po' sofferto. Fischia l'arbitro, finito il minuto, bisogna tornare in campo. 4:19 sul cronometro. Jadran in bonus, vediamo se Rotagliana saprà sfruttare qualche tiro libero, qualche fallo. Ritornano in campo i 5 che sono usciti dal Monego, c'è la Nuresi, Torrisi e Ziller. Parte Nuresi.
Torrisi la cede a Dalmonego, che la cede a sua volta a Nuresi, che manovra sulla fascia, poi prende la punta. Dalmonego da 3, muore sul secondo ferro la palla, imposta Zadran, aveva capito le intenzioni, la toccano sia Nuresi che Dalmonego, poi la palla arriva a destinazione del numero 11, rimessa per Rotagliana. Buon taglia fuori di Cela che impedisce di arrivare sul pallone. L'arbitro spiega azione sì corretta, ma fino a un certo punto. Dall'altra parte il Dalton intanto con una magata si prende il fallo e anche i 2 punti. E adesso andrà in lunetta. Per vedere di completare il gioco da 3. Non sbaglia Dalmonego, porta a 30 i punti di Rotagliana, 33 quelli di Jadran Basket. Imposta il numero 11. Dalmonego prova a tenerlo. Cede al numero 34, ferma il palleggio, Cela. Prende nel pitturato, si fa largo, il numero 34 appoggia 2 punti. Non riescono a contenerlo i ragazzi di Rotagliana. Intanto Nuresi butta via, si lamenta delle continue manate subite. Infrazione di campo, intanto un piccolo malinteso può succedere. Il momento è buono, non scoraggiamoci. 35-30, 3 minuti sul cronometro. Riparte il numero 41. Il numero 11 per il numero 19 per il numero 34. Il numero 41 prova floater ben eseguito. Un po' in ritardo. Sbaglia il passaggio a Cela. Non la tocca e genera la persa da parte dei ragazzi di Jadran Basket. 37-30. 4 punti in un attimo dei ragazzi di Trieste. Carli la cede a Dalmonego. A sua volta Nuresi che mette i piedi a posto, spara da 3. Riesce a tenere la palla in campo Trieste, corre il campo, siamo dall'altra parte, 34-11, la prova lui da 3. Cela va fino in fondo, manata che si porta via 2 falangi e vediamo se deve andare in lunetta a conquistarsi 2 punti. Intanto da 2 indicazioni Magnocavallo. Pelo lungo il primo. A segno il secondo libero. Intanto Magnocavallo dispone la difesa a zona per ostacolare le penetrazioni di Jadran Basket. Comanda la difesa Carli. Riesce a trovare il jolly i ragazzi di Jadran. 39-31. Poi quando le difese quando gli attacchi fanno cose egregie non c'è niente da fare, bisogna solo dire bravi agli avversari. E quando non si difende il problema. Nuresi la butta, la cede, vuole scaricare fuori per Cela.
Un altro malinteso fra i due ragazzi di Lives che genera la persa. Chiama il minuto Magnocavallo per parlarci su un attimo, far ragionare i ragazzi, riprendere la concentrazione dei minuti buoni. 31-39, intanto più 8 Jadran Basket. Hanno aumentato di 2 punti il vantaggio in questo secondo quarto, nel quale manca ancora 1 minuto e 19. Non sta sfruttando appieno il vantaggio del bonus da parte di Jadran. Rotagliana ha solo 2 falli in questo quarto, mentre Jadran Basket è già in bonus da qualche minuto. Intanto l'altra semifinale sarà Ticino Academy contro Polisportiva Gimasi. Che si giocherà alle 18 sempre su questo campo, quindi a seguire la partita di Rotagliana si giocherà la partita di Ticino. Riprende intanto la partita dal lato col numero 5 di Jadran Basket, che la cede al numero 34. Fortunosi in questo caso sbaglia il passaggio, ma gli ritorna in mano, però la prende Nuresi. C'è la prova da 3, cortissima, prende il rimbalzo Jadran sulla testa di Carli. Cella la tocca, la prende Carli, riparte Ziller, Nuresi, Cella Ziller, si prova a farsi largo. Infrazione di passi. Peccato. 40 secondi sul cronometro. Riparte Jadran Basket. Tanti passi in questo quarto per Rotagliana. 3 infrazioni con conseguenti 3 palle perse. 34 di Jadran manovra sul perimetro. Il numero 19. Numero 41 fortunosamente. Numero 64 tira giù il rimbalzo Carli, la cede a Nuresi. 14 sul cronometro, serve un canestro a Rotagliana. Dal Monego Cela da 3. 39-31. Si va all'intervallo lungo sul 39-31. Ci saranno gli ultimi 2 quarti, tutti da goderseli qui a Riva. Tanto vi lascio con i nostri sponsor. Yo, 40k ogni giorno frate, zaino in spalla, scarpe al nodo, Rotagliana, scritto in testa, sto sognando a palle in moto. 14 anni, zero scuse, bus delle 7, mani chiuse, quarto playmaker, apro le chiuse. Rotagliana web ball, eccellenza under 15. Palla in mano, tic tac, si alza il coro, si fa la storia. Hey! Mattia Angelo, ritmo in mano.
finta sul ferro, basso e piano. Scarico fuori, legge il campo, fa girare tutti come un tango. C'è la capitano, petto in fuori, stringe i denti, nei giorni duri, chiama lo schema, alza i giri. Se cade uno lo rialza, niente scuse né sospiri. Rick Dalton spara, rete che brucia, ogni tiro pesa come una croce. Stop and pop, la difesa in crisi, Segnetti guarda, sorriso che uccide. C'è Carli Muro, linea chiusa, mani veloci, palla è sua, scivola basso, non lo salti, dietro di lui il canestro e sigilli a Lucchetti. Wow! Rotaliana e Webbo, rulla la tribuna, maglia sudata, non si ferma nessuno. Da casa al palazzetto, stessa fortuna, cuore sul parquet che illumina la luna. Rotaliana e Webbo, stringi quella mano, uno per l'altro, mai lasciato lontano. Se cade il sogno lo alziamo piano, si gioca insieme. Rotaliana! Giulietto gioca per il gruppo, extra pass, niente culto del punto. Vede il taglio, serve l'assist, fa sembrare facile quello che è difficile. Lo Torrisi, tiro di seta, mezza distanza, niente rete, si alza dritto, tempo perfetto, ogni swish è un colpo diretto. Dalla panca, fuoco che sale, Davide entra, cambia il finale, nuovo play, testa che gira, porta calma quando ancora tira Valerio da tre. Mano calda, se la prende, la curva salta, Luca imposta, tiene il ritmo, mette ordine dentro al vortice del match. Pietro difende, corpo a corpo, segna poco ma vale oro, Rieno Doi degli altri nomi, tutti pezzi veri dentro questi giorni. Rotaliana Webbo, rulla la tribuna, maglia sudata, non si ferma nessuno. Da casa al palazzetto, stessa fortuna, cuore sul parquet che illumina la luna. Rotaliana Webbo, stringi quella mano, uno per l'altro, mai lasciato lontano. Se cade il sogno lo alziamo piano, si gioca insieme. Rotaliana! 5 in campo, tanti nel cuore, ogni allenamento, gocce di sudore. Treni persi, compiti dopo cena, per 90 piedi di legna adrenalina. Quando parte il fischio, sparisce il resto, resta il rumore dei passi sul tetto. Se arriva il buzzer, se arriva paura, ci pensiamo insieme, questa è la cura. Hey! Hey! Rotaliana Webbo, rulla la tribuna, maglia sudata, non si ferma nessuno. Da casa al palazzetto, stessa fortuna, cuore sul parquet e illumina la luna. Rotaliana Webbo, stringi quella mano, uno per l'altro, mai lasciato lontano. Se cade il sogno lo alziamo piano, si gioca insieme. Rotaliana! Rotaliana Webbo, eccellenza under 15. Palla in mano, tic tac, si alza il coro, si fa la storia. Hey! Mattia Angelo, ritmo in mano, finta sul ferro, basso e piano. Scarico fuori, legge il campo, fa girare tutti come un tango. C'è la capitano, petto in fuori, stringe i denti, nei giorni duri, chiama lo schema, alza i giri. Se cade uno lo rialza, niente scuse né sospiri. Rick Dalton spara, rete che brucia, ogni tiro pesa come una croce. Stop and pop, la difesa in crisi, Segnetti guarda, sorriso che uccide. C'è Carli Muro, linea chiusa, mani veloci, palla è sua, scivola basso.
4 minuti e 16 sul cronometro, 45-37 in questo terzo quarto. Buona inizio di frazione da parte di Rottagliana, anche se nel punteggio non è evidente lo sforzo dei ragazzi in canotta nera. Dal Monego pronto alla rimessa. In campo Carli Torrisi, Ziller e Nuresi. Dal Monego per Nuresi. Si chiude come sempre Jadran con una semizona a ostacolare l'attacco di Rottagliana. Vuole da 3. Nuresi prende il ferro, non entra. Riparte Jadran. Piccolo saltello del numero 19 prima di consegnare la palla. Prova l'apertura forte sull'altro lato. La palla esce, buona difesa Rottagliana. Si riparte con un possesso dei ragazzi di Magno Cavallo. Torrisi, Dal Monego, Ziller, no scusate, Nuresi, Dal Monego, va dentro col floater, rimbalza sul secondo ferro. Ne avremmo fatti 100 di questi tiri sul secondo ferro. Consegnato per il numero 25. Accetta lo scambio Carli di nuovo sul numero 41. Il 25 da 3. Prova a spararla. Nuresi tranquillamente prende la palla e prova a accelerare. Poi la da dentro per Ziller. Dal Monego. Torrisi. Prende il centro. Mano di seta per Leo Torrisi. Nuresi aspetta il numero 25 per... gliela tocca. Fortunosa l'azione. Ziller. Una buona difesa, bisogna mettere le mani addosso se vuole passare con le buone o con le cattive. Dovrà guadagnarsi i 2 punti in lunetta il numero 64, che è più che fortunato in questo caso. Vediamo se la sorte lo ripagherà anche nel secondo caso. Non è sempre festa, dicono. Sbaglia il secondo Nuresi. Torrisi. Carli. Nuresi, Carli, prova ad andare dentro. Canestro e fallo per Jacopo Carli. Bella giocata di Rottagliana, bella azione corale. Con pazienza si è trovato il varco. Nuresi l'ha data dentro col contagiri. Carli ha trovato il varco giusto e si è preso anche il fallo. 2-22, 46-41. Lungo il libero, prova a tirarlo giù Torrisi, non riparte Jadran Basket. Numero 34, la viene a prendere il numero 19, prova ad andare dentro, si arresta, la spara, Torrisi, Carli, la fa sua, la cede nelle mani sicure di Angelo Nuresi che vede il ferro, va dentro e ne consegna a domicilio 2 punti. 1 minuto e 45 sul cronometro. Manovra Jadran, Dal Monego sul numero 11, consegnato sul 19, prova ad andare dentro il 64. Questa volta sfortunato nella conclusione. Nuresi, Torrisi, Dal Monego, Nuresi, Torrisi, Nuresi, mette piedi a posto, poi ci pensa un attimo. Dal Monego, Carli, Dal Midi,
con la manina molto dolce, ne mette 2. 1 minuto, un fallo fatto di Rotagliana. No, terzo fallo, scusate, di Rotagliana. 1 di Jadran Basket. 46-45. Imposta, 58 sul cronometro. Carli prova a ostacolare il numero 34, manovra al 35. Che entra e riporta a 3 le lunghezze di Jadran Basket. Imposta a Nuresi, la cede a Torrisi. Nuresi, Ziller da 3, sgancia la bomba, Giulietto Ziller e porta in parità la partita. Sembrava incredibile 3 minuti fa, ma è il bello del basket. Adesso difende Rotagliana, 14 sul cronometro, vuole andare fino in fondo Jadran Basket. Carli, prova a tenerlo, ma come fa? Era palesemente passi, l'arbitro dice fallo. Brutto abbaglio dell'arbitro in questa occasione, che vede falli per passi. Peccato, aveva arbitrato bene finora. Mette il primo. 49-48, pronto per il secondo libero. Mette anche il secondo. 2 secondi sul cronometro. Era uno spettacolo questa azione di Nuresi per Dalmonego. Chiede il canestro Magnocavallo sorridendo. Peccato perché bella azione, bel quarto di Rotagliana che non chiude in parità per un soffio. Si aspetta un quarto tutto da giocare. Giulietto Ziller, grande tripla. Ha infiammato i tifosi proprio sotto la curva di Rotagliana, se curva si può dire, sotto la tribuna. 50-48, mangia quasi tutto il vantaggio costruito in 2 quarti da Jadran Basket. Torna in campo la squadra di Magnocavallo con Dalmonego, Ziller, Cela, Nuresi e Torrisi. Ci aspetta una battaglia in questo quarto. Partita sostanzialmente corretta, molto ben tenuta dai 2 arbitri che hanno fischiato molto bene. Dalmonego, sfortunato, non entra il primo attacco. Ziller prova a tenere il numero 34. Numero 12 la fa girare sul 35. Se la vede con momento d'impasse dell'arbitro che ci mette un secondo a decretare di chi sarà la palla, poi assegna Rotagliana
Contento Nuresi, che aveva ostacolato con efficacia a questo punto il numero 35 di Jadran Basket. Prova ad andare dentro dal Monego, la cede fuori per Nuresi, che la ridà a Dal Monego, che prova di nuovo a mettere la tripla, non entra questa volta, purtroppo è entrata quella a tempo scaduto. Rallenta ancora il ritmo Jadran, vuole giocare piano, però un altro errore, la palla passa fra le mani del numero 41 e si va a spegnere sul fondo. Riparte Rotagliana con Nuresi, che vuole imprimere più velocità all'azione dei suoi. Dal Monego prova ad andare dentro, c'è 5 centimetri sul calibro Dal Monego e c'è là anche un po' più lungo del dovuto. Si va sempre a sbattere sulla base del ferro. Va in lunetta Dal Monego con 2 liberi. Segna ed esce Dal Monego, entra Davide Graziola, 8,46 sul cronometro, 50-49 per Jadran Basket. Rotagliana che prova a avvicinarsi ancora. Vediamo cosa succederà in questo attacco. Manovra il numero 34 contro Siller, prova ad andare dentro, gliela prova a rubare Siller. Mette le mani sulla palla, genera il possesso alternato per palla 2, riparte Jadran Basket. Torrisi prova a farsi valere contro il numero 41 che la gira sul 35, piedi a posto, la spara, corta, esce sul fondo. 50-49, riparte Rotagliana, 8,22 sul cronometro. Torrisi la cede a Cela. Nuresi di nuovo a Torrisi in punta, se la sente, è morbida ma non entra. Riparte Jadran, prova a dare velocità al numero 11, vede spazio, poi la cede al numero 41 che si butta dentro e trova al fondo della retina. Bella azione del numero 41, Nuresi. Graziola, Cela, un paio di finte, virata, va dentro, appoggio, esce, un po' di sfortuna adesso per Rotagliana. Devono continuare così perché prima o poi entra. Numero 34 chiede il fallo, va giù Nuresi per Siller che subisce fallo, non viene ravvisato, almeno così lo chiedono a gran voce. Il fallo lo segnano dall'altra parte a Siller. Magari in queste occasioni con 2 errori si aggiusterebbe un torto, ma così non è. Va in lunetta il numero 11 sul 50. 53-49, mi risultava 52. Sui libri diciamo che sono abbastanza fortunati, vengono sempre risucchiati dal canestro. Probabilmente sarà anche bravura nel tirarli. La tocca a Torrisi, tira giù il rimbalzo Stiller che poi la regala al numero 34 con un'ingenuità che va a fare canestro e fallo. Questa potrebbe costare cara, questo potenziale gioco da 3. Chiama i cambi Magno Cavallo. Peccato su un libero sbagliato, può costare 3 punti.
Tutto pronto per il libero, il numero 34 lo appoggia ancora al ferro e poi casca dentro. Cela dal Monego, Torrisi, tutto da rifare per Rotagliana. Torrisi da 3, corto, deve ancora segnare Rotagliana in questo quarto. Sono passati mancano 6 minuti e 57 alla fine della partita. Numero 11 la cede al numero 34, che è abbastanza una garanzia, ostacolato da Carli che prende il 41, gli nega la ricezione, poi trova il numero 19 con una magia, gran giocata di Jadran. C'è la transizione, se la sente, il ferro dice di no, esce. Chiama a minuto Riccardo Magnocavallo. 6:26 sul cronometro, 58-49. Sta scappando via la partita ai ragazzi di Rotagliana in questo quarto, non riescono a trovare il fondo della retina con continuità. Poi un'ingenuità che è costata 3 punti e una gran giocata che ne ha generati altri 2 e adesso è tutto da rifare per i ragazzi di Magnocavallo. C'è tutto il tempo, ma non è poi così tanto. (58-49), rettifico il punteggio in grafica. 6:26 sul cronometro, un fallo per Jadran Basket, 2 per Rotagliana Basket in questo quarto. Situazioni di morale opposte, Rotagliana un po' abbacchiata, Jadran euforico. Ritornano in campo Andrea Dal Monego, Jacopo Carli, Leo Torrisi, Mattia Angelo Nuresi e Andrea Cela. Carli ad ostacolare il numero 34, sicuramente che la cede al 41. Che va a depositare altri 2 punti, portando a 11 il vantaggio di Jadran Basket. Leo Torrisi prova lui, 2 punti di Torrisi, risponde subito. Devono di nuovo mettere a posto la difesa rotagliana, perché altrimenti Carli non si capacita della chiamata del fallo, si lamenta un po' con l'arbitro. Andrà in lunetta il numero 34. Con 2 liberi. Sbaglia il primo. Tutto pronto per il secondo. In lunetta il numero 34, 60-51. Fortunatissimo anche in questa occasione. Veramente incredibile la serie di liberi che sono entrati in maniera fortunosa ai ragazzi di Jadran Basket. Dal Monego, Cela, Torrisi, Dal Monego, fallo e la palla esce. Sfortunato ancora Andrea Dal Monego. Dall'altra parte entrano tutte queste qua un po' saltellanti sul ferro. Mette il primo Dal Monego, dovrà conquistarseli dalla linea della carità
i 2 punti. Sfortunato, ma tira giù il rimbalzo Torrisi. Dal Monego risubisce fallo, Riva in lunetta. Peccato, perché poteva essere un altro canestro e fallo, invece ci dobbiamo accontentare solo dei 2 liberi per Dal Monego, che mette il primo. Importanti i tiri a cronometro fermo, i punti a cronometro fermo. Sbaglia il secondo. Dal Monego si butta, palla 2, possesso Rotagliana. Chiama schema Magnocavallo. Va a fare la rimessa Dal Monego. Nuresi da 3. Sfortunato. Fallo di Dal Monego in questa occasione. Quarto di Rotagliana. Riparte il numero 34 di Jadran Basket. Carli prova a tenerlo. Da dentro in posta il numero lo tiene. Scarica dall'altra parte con il numero 11 che mette un bel canestro. Nuresi subisce il fallo, non riesce a trovare il fondo della retina. Anche questa volta dovrà andare a conquistarsi i liberi, i punti dalla linea del tiro libero. Mette il primo. 4:35 sul cronometro alla fine della partita. -9 Rotagliana Basket. In lunetta Nuresi. Prende, la tocca Torrisi, la tocca un ragazzo di Jadran e ci sarà la rimessa per Rotagliana. La dà Cela, prova ad andare su, non viene fischiato niente, difesa corretta. Corrono i ragazzi di Jadran, gliela tocca Nuresi, gliela ruba. Va dentro, si arresta e alla fine trova il fondo della retina. Fa tutto lui, Mattia Angelo Nuresi, ispiratissimo in questa partita. Cela lascia correre. Rimessa Rotagliana, buon momento, 55-63. A me risultava 56 nel punteggio, vediamo se lo aggiusta il tabellone o se ho preso un sbaglio io. Tanto si riparte dal fondo. Nuresi. Cela. La cede a Torrisi. Mette i piedi a posto. Spara da 3. Carli. 58-63. -5 Rotagliana. 3:47 sul cronometro. Partita che si fa vibrante. Il finale che tutti aspettavamo. Gliela tocca a Torrisi. Gran canestro. Purtroppo la fisicità. Nuresi non se la sente da 3. Dal Monego va dentro. Nuresi da 3, corta. Quattro punti in fila di Jadran Basket, ricalmano i bollori di Rotagliana. Purtroppo 3 minuti sul cronometro, si risprofonda a -9.
Sono tutti da giocare, ma non ci volevano questi 4 punti. Tanto si stanno scaldando i ragazzi della Basket Academy Ticino, che scenderanno in campo subito dopo della partita Jadran Basket Rotagliana Basket per la seconda semifinale che decreterà la sfidante della vincente di questa partita. Ultimi 3 minuti di battaglia qui a Riva del Garda. Torna in campo Nuresi, Carli, Cela, Torrisi e Dalmonego. Tre minuti e 01, si riparte con Nuresi, particolarmente ispirato in questa partita. Cela, Torrisi, Dalmonego, viene a prenderla, Cela, Nuresi, Torrisi, gliela rubano dalle mani, brutta persa in questa fase della partita. Carli, viene spinto via dal Monego, non ve ne era avvisato il fallo, Cella già dall'altra parte. Nuresi, Torrisi, esce bene Jadran, 2 minuti e 13, sta correndo via il tempo, la gira dall'altra parte, fuori misura il passaggio, 2-0-8. 69-58. Servirebbe una tripla veloce a Rotagliana. Vediamo se Nuresi ci regala o Cela. L'avevo vista bene, invece non entra, si lamenta Cela con se stesso perché oggi giornata abbastanza no. Pesca il jolly invece dall'altra parte. Il numero 11, Nuresi, prova a spararla lui ed entra! Bisogna produrre lo sforzo, tutto quello che si ha in questo momento. La fa girare Jadran. Sta per scadere il tempo. Ma è tutto a vantaggio di Trieste questo 24 secondi persi perché manca solo un minuto e i punti da recuperare sono 10. Mattia deve spararla subito senza indugi. Non entra questa, prova Carli a prendere il rimbalzo. 53 secondi sul cronometro, meno 10. Bisogna una tripla veloce. Nuresi la mette giù, la spara. Ancora di Rotagliana dal fondo. 48 secondi e 7 sul cronometro, manca pochissimo, ma Dalmonego, passi in partenza. Peccato. Si meritavano qualcosa di più i ragazzi questa sera. Nega la ricezione Carli. Torrisi, Nuresi, la prova da 3, corta, esce. Era la giocata giusta da fare, non deve disperarsi Mattiangelo Nuresi, ha fatto tutto quello che poteva fare. Poi
Applaude il pubblico, i ragazzi di Rotagliana, 71-61, 26 sul cronometro, non c'è più tanto tempo. Cela dal Monego, la perde, vengono puniti con un bel tiro dal mid range. Cela, Torrisi, piedi a posto, prova a spararla da 3, scheggia il ferro, finisce così 73-61. Jadran Basket di Opicina Trieste a conquistare la finale primo-secondo posto. Rotagliana dovrà accontentarsi della finale terzo-quarto posto. Intanto entrano in campo i ragazzi della Polisportiva Masi di Casalecchio contro il BAT Basket Academy Ticino. Da Riva del Garda è tutto, finisce così 73-61 per Jadran Basket, la prima semifinale del torneo Under 15. Un saluto a tutti da Carli Filippo, alla prossima partita.